Sì, sì, sì. Buonasera, bentrovati. Procediamo dunque con questa rassegna, siamo al terzo incontro che chiude il ciclo, diciamo, dedicato al Medioevo. Allora, oggi affronteremo un confine un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo affrontato nelle settimane precedenti e ce ne parlerà Silvia Carraro. Introduco brevemente la nostra ospite e poi le passo subito la parola. Dunque, Silvia Carraro si è laureata a Ca' Foscari con una tesi che ha questo titolo: Società e religione nella Venezia medievale, il monastero di San Lorenzo di Castello. Nel 2012 ha conseguito un dottorato di ricerca a Milano con una tesi che si muove nel medesimo contesto dal punto di vista tematico, tra sacro quotidiano e monachesimo femminile nella laguna di Venezia in epoca medievale, secoli IX-XIV. Mi preme sottolineare il fatto che subito dopo il dottorato nel 2013 ha conseguito il diploma dalla scuola di coreografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Venezia. Lo sottolineo perché finora, diciamo, il suo approccio al lavoro, alla ricerca è stato molto attivistico, molto sulle fonti. E quindi questo è un elemento importante. Io poi ha al suo attivo numerose collaborazioni accademiche, soprattutto diciamo con l'Università di Verona, il Dipartimento di Cultura e Civiltà, con un assegno nel 2016, nel 2015 e poi il biennale nel 2017-2019. Ancora delle collaborazioni importanti e attive con l'Associazione Italiana di Storia delle Donne e con la Societas Veneta per la Storia Religiosa, che l'anno scorso è stata proprio ospite qui a Castelfranco, in biblioteca, in occasione della rassegna di storia che avevamo organizzato l'anno scorso. I suoi focus di ricerca si rivolgono alla storia di genere, e proprio oggi, per rispolverarmi qualche indicazione a proposito, ho ripreso una voce del dizionario di storia Treccani di Simona Fecci 2010, che l'ho trovata veramente utile per addentrarsi in questo, che era presidente, quindi diciamo, era giusta, era inequivocabilmente la voce giusta. Ancora la storia religiosa, in particolare riferita al monachesimo, e ancora le relazioni tra istituzioni e storia di persona, e qui mi pare di già un po' usare il volume prossimo, giusto, con la terza. Dove parteciperò, sembrerebbe di sì. L'ultimo suo, in ordine di tempo, forse è l'ultimo sul tema della disabilità, no? È l'ultimo quel tema di interesse più attualmente, forse più vivo in lei, che è appunto quello della storia della disabilità e del disagio mentale. Aspetto poi sul quale, in conclusione di questo incontro, magari chiederò a Silvia di fare due parole, se forse non la attraverseremo. In fondo alla sala, come d'uso, dato che sapete che questi nostri incontri sono al tempo stesso
la discussione di un tema e di un libro, in un certo modo, c'è il suo libro del 2015, La laguna delle donne, il monachesimo femminile a Venezia tra il IX e il XIV secolo. Lo troverete lì. Poi ci sono le ultime pubblicazioni del 17, del 18 e del 19 che invece si insistono proprio sul tema della disabilità. Per quel che riguarda il tema della serata, voi avete un titolo che rispetto a quello che avevamo un po' integrato in corso d'opera, che è il senso di un confine, la reclusione femminile nella Venezia medievale. Dopo, se tu mi autorizzi, io leggerei proprio come introduzione del tema della serata, questa una mezza erano scambiati sul tema della serata. Che mi sembra molto essenziale, che si taglia anche Soranzo. Ok? Ne parli. Dice, lei scrive, ti scrivo perché in questi giorni sto pensando a come impostare l'incontro di settembre. Potresti rinfrescarmi la memoria sulla cornice del ciclo di incontri? Ricordo che riguarda la permeabilità del confine, corretto? E quindi c'è già una chiave, la permeabilità del confine. Ti avevo proposto la reclusione urbana femminile in quanto forma religiosa. Stavo però pensando che anche nel caso di Soranzo, sempre donna, sempre reclusa vicino alla chiesa di un monastero, ma ben poco religiosa, potrebbe fare il caso. Il tema qui si sposterebbe sulla prima esemplare, nascosta a tutti eppure ben visibile al mondo, o meglio, combinare due temi: reclusione volontaria religiosa e reclusione forzata criminale. Chi può andare? Io ho detto di sì, e dunque buona ascolto. E anche di aver scelto un tema secondo me decisamente attuale sia per gli avvenimenti che un po' ci circondano oggi, ma anche per l'attenzione a un tema storiografico che ha coinvolto recenti convegni anche di medieviste e molte ricerche di amici e di colleghi. E quello infatti il tema dei confini non confini è una questione che si presta moltissime declinazioni, infatti l'assegno è molto ricca e molto varia per questo motivo, e anche molti processi costruttivi ma anche distruttivi, e che può assumere molti significati, molte declinazioni a seconda di come li si voglia interpretare. Nel concreto, un confine cosa può essere? Un confine naturale che l'uomo vuole superare, che l'uomo vuole sfidare. Penso per esempio a un fiume, a una catena montuosa, ma la Terra stessa nei confronti dell'universo, penso di nello spazio. Può essere chiaramente un confine costruito dall'uomo in varie modalità, un confine fisico, un muro, un vero e proprio muro, come quelli che vedremo oggi, un muro che separa, un muro che divide, un muro che reclude, come può essere nel caso delle carceri per esempio, o di una serie di clausura, o anche di internare, per usare una categoria che viene usata, che è stata un po' creata negli anni 50 da Michel Foucault, un famoso studioso francese che si è occupato appunto della storia della follia classica, perché uno degli esempi può essere proprio il muro dei manicomi, che separa i folli, separa le persone diverse. Forse anche questo era, l'avevi già detto, un tema che può essere interessante per il tema dei confini, perché a me verrebbe da dire: ma qual è il confine della normalità? E non è una domanda banale, perché ci pone davanti ci fa chiedere come vede la società, come ci vediamo noi stessi, quali sono i limiti di questa visione. Sono questo un po' divagante, poi la prossima volta magari potrebbe essere un altro tema. Quello che invece vi propongo oggi è il frutto di una lunga ricerca che, come aveva già introdotto Matteo, riguarda un contesto più ampio, cioè quello della religiosità femminile del Medioevo, i monasteri, la clausura, ma anche un universo di laiche, cioè
quindi un mondo duttile, un mondo fluido, variegato, di cui fanno parte appunto le recluse. Ah sì, certo. No, perché mi sono dimenticato di precisare che la relatrice la settimana scorsa temo si sia presa la mia pendenza sull'avanzamento. Nel frattempo vi faccio una piccola parentesi, ecco. No, Il tema della scelta di parlare della reclusione. Questa qua, sì. Adesso è a posto, poi gentilissima, grazie. Sfruttamento del pubblico. Esatto. Dicevo che la scelta di parlare della reclusione nel periodo post-reclusione Covid è puramente casuale, assolutamente casuale, perché ne avevamo parlato con il vostro direttore, se non ricordo male, in un periodo non sospetto, doveva essere, io mi ricordo che stavo stirando, mi ha chiamato, ecco. Però non tutto il male viene per nuocere, perché questa breve esperienza che poi noi abbiamo fatto, tutti noi più o meno abbiamo fatto, di reclusione forzata nel nostro caso, la reclusa è una reclusione volontaria, un po' ci aiuta secondo me a capire quali sono gli aspetti psicologici, quelli che ci aiutano a capire meglio quali potevano essere le difficoltà che queste donne incontravano nella vita solitaria. E quindi cose che i documenti che io ho analizzato non ci dicono, perché noi non abbiamo scritti di queste donne, per cui non possiamo saperlo, e forse questo un pochino ci aiuta ad entrare nel tema. Diamoci un po' qualche coordinata, cioè di che cosa stiamo parlando, che cos'è la reclusione. La reclusione è una forma estrema di ascetismo eremitico, è simile a quest'ultimo, ma associa alla solitudine la clausura perpetua o temporanea. Possono essere sia uomini sia donne che praticano la reclusione, ma gli studiosi, la documentazione ce l'ha per entrambi i generi, questa forma di vita, ma gli studiosi ormai da decenni hanno stabilito che sono soprattutto le donne a fare questo tipo di scelta. Sono donne per lo più non consacrate, quindi non sono monache, ce n'è qualcuna ma sono molto rare, che si rinchiudono a un certo momento della loro esistenza, decidono di rinchiudersi in una cella per far cosa? Per pregare, per fare penitenza, per dispensare consigli, come vediamo nell'immagine, nella miniatura che abbiamo posto. Attenzione, non seguono una regola approvata dalla Chiesa. Dunque, si distinguono dall'eremitismo perché seguono la clausura. L'eremita, infatti, la mia ricerca, io vi sto presentando anche i risultati di una ricerca che sta andando avanti proprio sulla reclusione e sull'eremitismo a Venezia. Attraverso nella mia ricerca, gli eremiti in generale si isolano dalla società, ma vivono in luoghi separati, ma non sono obbligati a stare fermi per posto in quel luogo preciso, anzi molto spesso viaggiano, e ci sono degli eremiti che sono dei viaggiatori instancabili, pensiamo a Romualdo, pensiamo a Tebaldo di Rohan che arriva a Vicenza, si stabilisce nel Vicentino, e uno degli eremiti che ho incontrato, un eremita veneziano che vive alla fine del IX secolo, Anastasio, un giovane dotto perché conosce il greco, conosce il latino, addirittura viaggia un po' per tutta Europa, al seguito di Ugo di Semur, che è uno dei potenti dell'epoca, è parte del monastero di Cluny, e cerca i suoi luoghi di isolamento, i suoi luoghi di eremo, proprio in tutti i monasteri, in alcuni dei monasteri più importanti della Francia e della Spagna, quindi Cluny stesso, Mont Saint-Michel, eccetera. La reclusione invece si distingue per la clausura. Ma quale clausura? Attenzione, perché nel Medioevo la clausura non significa chiudiamoci dentro quattro mura, non vediamo niente, non è nessuno e ci rimaniamo fino alla fine dei nostri giorni. Cioè, non è la monaca di Monza, intendiamoci questo. La clausura nel Medioevo ha un ventaglio molto ampio di forme. Io ve ne propongo due in particolare che sono più relazionate al mondo monastico. La prima è una clausura attiva, che significa che c'è un limite all'uscita dei monaci o delle monache dal monastero, ma non c'è nessuno di dietro.
sono soprattutto l'autorizzazione della parte della badessa, sia i monaci sia le monache possono uscire per i vari punti. Ed è questa la forma più diffusa nel Medioevo di clausura. La seconda invece esiste sì una clausura che viene detta passiva o stretta clausura, che vieta alle donne e agli uomini, la clausura non è solo femminile, ma principalmente alle donne in questo caso, di uscire, ma anche non impedisce, cioè limita moltissimo l'entrata di altre persone all'interno delle mura monastiche. È questa un po' meno diffusa e molto spesso è volontaria, tanto che alla fine del 200 e nel 1298 Bonifacio VIII tenta di imporla a tutte le monache, fallendo miseramente, perché a un certo punto lo fanno più loro, seguono per un po' di tempo, poi lo vanno avanti, se ne fregano altamente, e verrà imposta soltanto imposta alla fine del 500, a metà del 500, con il Concilio di Trento. Allora si parlerebbe di una clausura che accetta il familiare, che forse viene nota a tutti. Qual è la clausura che seguono le recluse? Grazie. Entrambe, in realtà entrambe. Principalmente la seconda, in realtà. Principalmente si tratta di una clausura stretta. Però non mancano anche casi diversi. Bisogna guardare al singolo episodio, alla singola donna. Io vi ho proposto due casi tratti appunto dalle fonti veneziane che ho trovato, e il primo è quello di Margherita, che nel 1351 davanti ai sacerdoti, al clero, al capitolo della chiesa di Santa Maria di Murano, promette di vivere sub perpetua clausura, in perpetua clausura. Si ritira in una cella presso la chiesa di Sant'Andrea di Murano, promette di non uscire in nessun caso, promette di obbedire e di seguire le indicazioni date dal capitolo dei sacerdoti della chiesa di Santa Maria di Murano, e questi di contro, per permettergli di condurre questo tipo di vita, le concedono di tenere con sé una serva per portare il cibo, per lavare i panni, per le esigenze quotidiane di sopravvivenza, molto probabilmente. Il secondo caso invece è quello di Caterina, reclusa di Sant'Angelo di Venezia, che esce dalla cella nel 1340. Quindi abbiamo una donna invece che abbandona il reclusorio. Per fare che cosa? Accompagnata da due monache del monastero di Sant'Angelo di Murano, arriva a Treviso, si dirige a Treviso per fondare il monastero di San Gerolamo con l'approvazione del vescovo di Treviso. Quindi abbiamo due esempi diversi, insomma, comunque una scelta di vita religiosa diversa. Perché questa diversità? Perché questa singolarità nella vita delle recluse, o in questa parte dell'espressione della loro esistenza? Per diversi motivi. Andiamo avanti. Anzitutto perché sia spazialmente sia cronologicamente il fenomeno è molto molto ampio. Una recente indagine, una recente ricerca di Eleonora Rava, che si sta occupando di questo fenomeno in tutta Italia, ma anche in un confronto europeo, ha scoperto insomma, che la reclusione è un fenomeno che si diffonde in tutta Europa, quindi c'è gli altri piani della nazionale al Reno, quindi dalla Gran Bretagna, all'Irlanda, alla Spagna, anche i paesi dell'Est Europa, i paesi dell'Europa orientale, in Italia, ma anche dal punto di vista cronologico, anzi come forma di culto ha origine addirittura pre-cristiane, quindi soprattutto nell'area egiziana ci sono dei reclusi e delle recluse. Si diffonde velocemente nell'Oriente cristiano, proprio delle testimonianze molto precoci, e anche arriva più tardi nell'Occidente, in Europa. Raggiunge il suo apice dal punto di vista numerico tra il XIII e il XIV secolo. Una precisa
50 recluse, quindi un numero molto alto. Per quanto riguarda Venezia, io ho trovato solo 2 liste relative a quante recluse ci sono in un singolo anno in città, stiamo parlando di 6-7 recluse, quindi un fenomeno molto limitato. Ma quello che a me ha colpito da questa ricerca che sto svolgendo è che l'interesse pur sporadico, più raro, si prosegue anche in epoca moderna, e quindi ho trovato qualche attestazione anche per il 500, per il 600 e anche per il 700, quindi una forma che continua nel tempo. E preparando l'incontro per oggi ho scoperto che anche oggi è conosciuta, non lo sapevo io, scusate la mia ignoranza. Infatti vi ho proposto all'inizio, se l'avete notato, l'immagine di una reclusa che è tratta da un film del 1993 presentato al Festival di Cannes di una regista inglese, Kirsten Pyle, non ricordo male, che racconta la vicenda di una reclusa inglese della metà del 300 tratta da una documentazione realmente esistita. Ma esiste, o è esistita almeno fino al 1990, una reclusa romana, cioè una donna che ha vissuto 45 anni all'interno di una cella presso il monastero di Sant'Antonio Abate, un monastero camaldolese, questa Suor Nazarena Crotta, questa è una monca camaldolese. E la cosa che mi ha colpito molto è che quando le monache hanno aperto la cella, alcune di loro non l'avevano mai vista, perché lei non era mai uscita dal suo reclusorio, dalla sua cella. Grazie. Dicevo, un altro aspetto che distingue che rende così difficilmente generalizzabile il fenomeno della reclusione, abbiamo detto prima, è l'assenza di una regola. Quindi non è come per Benedetto, la regola di Benedetto, quindi per un monastero benedettini, tutti seguono una regola e tutti più o meno sappiamo come più o meno vivevano. Ecco, per le recluse non esiste, o almeno qualcuna ce n'è per l'area inglese, soprattutto si è trovata, ma sono regole, consuetudini di vita per la singola reclusa, non hanno mai avuto una grande diffusione per più donne. Per l'Italia, per esempio, non si è trovato nessuna regola per il momento. Erano dunque esperienze singole, in cui accordi si facevano man mano ciascuna per ciascuna. Hanno dei punti in comune, però va visto il caso. Un'altra difficoltà che deriva appunto da non essere regolate è la terminologia. I documenti infatti le chiamano in modo molto diverso e questo rende a noi storici molto difficile individuarle. Per rimanere all'Italia, nell'Italia centrale vengono chiamate recluse, per esempio, nell'Italia zona lombarda, occidentale, sono chiamate incarcerate, quindi mettono anche già insieme l'aspetto, un'altra forma di reclusione, no? Per l'area veneta invece vengono chiamate eremita. Questo è particolarmente complesso, è particolarmente difficile, perché se non abbiamo eremita, un termine sia maschile sia femminile, quindi se non abbiamo il nome non sappiamo se si fa riferimento a un uomo o a una donna. Inoltre non si sa neppure se si fa riferimento, esistono anche eremiti che seguono delle regole monastiche, come i camaldolesi per esempio, che vengono chiamati eremiti. E quindi anche in questo caso, quando c'è il termine, non è così facile da distinguere. Che cosa? Allora, ce le fa distinguere, ci fa riconoscere le recluse da altre forme, le eremite in questo caso da altre forme. Dicevamo prima che gli eremiti vivono spesso in aree più lontane dai centri urbani, non lontanissime, ma comunque un po' più lontane. Le recluse invece vivono nel centro della città, nei pressi delle porte, nei ponti, nei punti strategici della città. Nelle strade, vi ho proposto nella sinistra l'immagine di Liliana dei Cerchi che vive un'esperienza di reclusione nella casa paterna, rinchiusa in una torre da Firenze, ma per lo più i luoghi di abitazione delle recluse sono piccole costruzioni a fianco delle chiese. Le celle sono delle casupole sostanzialmente, talvolta con
spesso con una piccola fessura diretta verso la chiesa, aperta nella chiesa, come vediamo nell'immagine di destra, e serve appunto per assistere alle funzioni o per parlare dei fedeli, ma non viste. Cioè in questa immagine, molto spesso c'erano queste immagini, chiaramente si deve vedere, ma molto spesso c'erano le grate oppure c'era un velo che copriva il volto della reclusa. Non abbiamo però testimonianze architettoniche delle celle, come fossero fatte queste celle, almeno non ce le abbiamo per l'area italiana, e allora abbiamo in soccorso l'area inglese, e che ci dice, ci fa vedere un po' le dimensioni di queste celle, dove erano proprio attaccate alle chiese, con la finestrella, veramente la grondaia aggiunta dopo, credo, finestrella. L'immagine successiva ci fa vedere dall'esterno il buco dove c'era la finestrella, da dove la reclusa poteva vedere all'interno della chiesa, e in quella successiva vediamo l'interno della chiesa. Vedete a destra una finestrella, ma ad esempio l'immagine di sinistra è proprio un buco, lì non poteva essere né vista né toccata, proprio una fessura all'interno della chiesa. Per l'Italia, dicevo, non c'è nessuna testimonianza, non è stata finora rinvenuta nessuna testimonianza architettonica. Sono rarissimi anche i documenti che descrivono l'entrata delle recluse nel reclusorio e la descrizione delle celle, come erano fatte. E per cui ho portato un pezzo da 90, perché questo è uno di quei documenti che quando un archivista lo vede, quando il ricercatore lo vede, salta nella sedia e fa le capriole. Si tratta infatti dell'entrata di un patto fatto tra Visina, allora si tratta di un documento erogato a Venezia nel Palazzo del Vescovo, ed è un patto fatto tra Visina, figlia di Maestro Vendramino, e il clero di Santa Margherita di Venezia, che stabilisce appunto le regole, il patto, gli accordi, le clausole per l'entrata di Visina nell'eremo. Vedete sotto c'è scritto 1, 2, 3 eremi del muro, si vede nell'eremo, è nella riga in mezzo, non so se riuscite più o meno a vederla. Questo documento è molto grande, è un documento di circa 1 metro per 40 centimetri, molto abbastanza grande, e non riesco, è tagliato perché non riuscivo a fotografare tutto per anche di pergamena spessa, piegata, quindi non so quante faticosa a fotografarlo, però mi piaceva anche farvi vedere quali sono poi quali documenti usano gli storici per ricavare le loro per fare i loro articoli, i loro saggi. Un'altra parte del documento viene descritta nel dettaglio questo eremo de muro insolario, quindi a 2 piani, siamo a Venezia, quindi spero sia ovvio il perché, nel territorio della chiesa di Santa Margherita ha appunto segretari presso la sacrestia. Quindi quest'eremo è costruito vicino alla sacrestia della chiesa di Santa Margherita. In un'altra parte ci dice che quest'area destinata alla costruzione dell'eremo era nell'orto della chiesa e ci descrive un po' le dimensioni. Le dimensioni della larghezza di quest'eremo sono intanto a spese di Visina, quindi i preti non tirano fuori un soldino, ma sono a spese della donna. La larghezza è della larghezza della sacrestia, quindi la dimensione della sacrestia, la lunghezza sono 18 piedi, quindi un piede sono circa 30 cm, significa circa 5,5 metri più di larghezza. La chiesa, questo eremo però non era probabilmente addossato come gli esempi che abbiamo visto alla chiesa, perché
viene data la possibilità a Bisina di costruire un corridoio che unisse la chiesa all'eremo della lunghezza di 90 cm, di 3 piedi, e appunto aveva questa funzione. E all'interno di questo corridoio univa l'eremo alla cuba, quindi all'abside maggiore della chiesa, e all'interno di questa cuba poteva essere costruita una finestrella di un piede per un piede, quindi 30 cm per 100 cm. Lo scopo era appunto quello di seguire le funzioni, probabilmente. Voglio però leggervi, a parte del documento, vi leggo quali sono gli altri patti, le altre clausole del documento. Ho cercato di tradurre quello che viene detto. Bisina doveva abitare la cella di persona, personaliter, e rimanervi per tutta la vita, per tutta la sua vita, libera e quieta, senza essere molestata dal capitolo della chiesa di Santa Margherita, ma da nessun altro, e da questa cella, da quest'eremo, non doveva uscire in nessun modo e per nessun motivo, salvo, solo se essa avesse voluto, partecipare alla festa dell'Ascensione che si teneva nella chiesa di San Marco per chiedere il perdono. Ma quando? In quale momento della giornata? Di notte, quindi protetta dal buio, non vista perché non era possibile, era più complesso vederla. Altre condizioni che pone il clero di Santa Margherita a Bisina è quella di pagare 2 candelabri all'anno, uno alla festa di San Vittore e uno alla festa di Santa Margherita, e alla morte della donna di lasciare la cella come abitazione per uno dei sacerdoti. Non sappiamo se tutte queste clausole vengono rispettate, sappiamo però che l'ultima non viene rispettata, perché nel 1391 troviamo abitare quest'eremo una sorora Lucia, eremita di Santa Margherita. Quindi da questo intuiamo anche che queste celle venivano occupate da una sola donna, ma anche da una donna che si susseguiva nel tempo, quindi venivano fatte per lungo tempo. A Venezia ne trovate diverse, ve ne ho portato alcuni esempi. Ho portato un esempio in particolare, che è quello del reclusorio di San Samuele, dell'eremitorio di San Samuele. Viene fondato nel 1348 da Benedetta e subito beneficiato in un testamento di Benio la Grande Amico, che stabilisce che il lascito viene fatto solo a condizione, sarebbe stato fatto solo a condizione che l'eremo fosse stato occupato costantemente da una donna. Non sono però riuscita a trovare una continuità tra il 1348 e il 1371, cioè non ci sono altre attestazioni di donne che vivono a San Samuele in questo periodo, ma dal 1371 al 1398 in molti testamenti compaiono i nomi di 2 recluse di San Samuele. La prima è Natalia, la seconda è Benedetta. Ora, a parte quel bellissimo documento che abbiamo visto prima, ecco, una delle difficoltà che si ha nel studiare il fenomeno della reclusione è che, diciamo, sono i testamenti la fonte più ricca di testimonianze di queste donne, più ricca ma non ricca di informazione, cioè sappiamo all'interno di una serie di lasciti ad amici, parenti, monasteri viene lasciato qualche dono, qualche soldo, qualche elemosina a queste donne, ma le indicazioni che ci danno i testamenti sono spesso molto scarne, talvolta non c'è neanche il nome. Per esempio nel 1384 Attica Gradenico, che altro non era che la maestra Dogaressa, la moglie di Malinfadiero, lascia mi pare 20 soldi piccoli a ciascun eremita uomo, ciascun eremita donna che vive nel Monte. Questo è quello che ci dice il documento. Però spogliando documento su documento, testamento su testamento, qualcosa
interessante, secondo me, questo libro di Motta, tedesca, quindi di origine tedesca probabilmente, che testa nel 1386. Questo testamento ci dice l'importanza che le recluse potevano avere all'interno per gli uomini e per la donna del Medioevo, per le donne della società veneziana. La donna infatti nomina nel suo testamento come fede commissaria, quindi come esecutrice testamentaria, questa Cataruzza Giusto, e come sua consigliera, come consigliera di Cataruzza, Benedetta, la reclusa di San Samuele. E questo la dice lunga, insomma. Probabilmente la funzione di Benedetta è quella di dare consigli sui lasci pupilli o su a chi distribuire i soldi del testamento della donna, è significativo di quanto di Motta si potesse fidare del consiglio di questa donna, no? I testamenti ci rivelano anche qual è la funzione, in un certo senso, che funzione danno i veneziani, ma in generale anche gli altri, al ruolo della reclusa, cioè che senso ha chiudersi in una cella. Significativo è secondo me questo testamento di Fabio Trevisan, che è un procuratore di San Marco, tra l'altro una delle più alte magistrature veneziane, che chiede alla reclusa di San Samuele di pregare Dio per la sua anima. Ancora più specifica è per esempio Maddalena, che chiede alla reclusa di Sant'Agnese questa volta di recitare il De Profundis per la sua anima. Quindi preghiere. Sostanzialmente la funzione di questa donna è pregare per l'anima altrui, una funzione tutto sommato molto simile a quella delle monache o a quelle di altre religiose, le sorelle graziate, le sorelle zocche, quindi sostanzialmente una funzione religiosa. Ma secondo me nei testamenti leggiamo l'ambiguità dell'esperienza della reclusa, perché come dicevo prima si tratta spesso di piccoli lasciti, di qualche soldo. Le recluse o per scelta o per condizione sono spesso donne povere che vivono di questi lasciti, cioè i testamenti servono a loro per mangiare, per pagare la serva che porti loro il cibo, che lavi loro i panni, per la loro sopravvivenza. Ecco, ma loro sono per scelta nascoste al mondo, isolate, ma devono necessariamente essere conosciute, altrimenti non possono sopravvivere. Come fanno? E proprio per questo vi ho portato un altro pezzo da 90. Ecco, questo è un documento veramente rarissimo ed è il testamento di una reclusa. Ego soror Blaveta, quindi ho sorella Blaveta, eremita, in questo caso è reclusa, dei Santi Apostoli. Perché un documento raro? Una persona povera non ha averi e in linea di massima, non avendo averi, non ha nulla da lasciare. Cosa fa? Cosa lascia? Cosa a chi? Anche il testamento di Blaveta in realtà non è ricchissimo, noi non conosciamo l'ammontare del suo patrimonio, però qualcosa pur doveva avere. Ci interessa anche per un altro motivo, perché Blaveta nomina come sua fede commissaria, come sua esecutrice testamentaria, Gaudenzia, che è la priora, la badessa, diciamo, del monastero di San Giacomo di Galizia in Murano. Lascia tutto al monastero e alle monache perché preghino per la sua anima. Ecco, questo a me fa sorgere due domande. La prima, come faceva? Allora, questo è un testamento del 1348, San Giacomo di Galizia viene fondato qualche anno prima. Allora, se era una reclusa e si veniva in reclusione, come faceva a conoscere un'esperienza, tra l'altro un'esperienza molto interessante e molto sperimentale, questa di San Giacomo di Galizia? Come faceva a conoscere questa esperienza da reclusa? E altra cosa, perché non si è fatta monaca se il suo testamento è destinato solo alle monache? Ecco, in realtà io non ho una risposta a questa domanda, non lo so sinceramente. Però quello che a me preme, quello che secondo me è significativo, è che questi muri che separano, mi sembra evidente, questi muri che separano queste donne dal mondo, in realtà sono il credo d'unione con il mondo,
Cioè l'esistenza di questo muro è funzionale a far vedere che esistono, non so se mi spiego. Le rendono, non è un confine, per usare la parola di questa rassegna impermeabile, anzi è esattamente funzionale a dire che esistono. E questo non è valido solo per le recluse, cioè non soltanto come funzione religiosa, come si anticipava prima, funziona anche per altri contesti. E vi voglio portare l'esempio appunto di Soranzo a Soranzo. Siamo nel 1310, no, è dopo, siamo nel 1310, siamo a Venezia e siamo nella congiura di, nel 1310 erano della congiura di Bagliamonte Tiepolo, la congiura Querini Tiepolo, forse la più famosa, più pericolosa almeno per Venezia, e spero sia un po' noto a tutti, viene sventata molto, molto velocemente e la gran parte degli insorti vengono esiliati, ma anche le mogli e i figli vengono esiliati. Tra queste c'è Soranzo a Soranzo, che è moglie di Niccolò Querini, figlio a sua volta di Marco Querini, cioè uno degli organizzatori, uno dei capi della congiura. Nel 1312 viene eletto doge Giovanni Soranzo, cioè il padre di Soranza. Nel 1314, forse forte dell'elezione del padre a doge di Venezia, la donna chiede di ritornare in città, chiede di ritornare dall'esilio. Ma il Consiglio dei Dieci, ossia la magistratura che era stata predisposta proprio in occasione della congiura di Bagliamonte Tiepolo, per imparare un po' gli anni, per mettere a posto questa situazione, glielo vieta. A lei fa di testa sua, ritorna, viene catturata e viene condannata a una pena esemplare. Viene infatti rinchiusa in una cella nei pressi del monastero di Santa Maria delle Vergini di Murano, incatenata nei ceppi, con il divieto, dice il documento, di spostarsi, e quando mai avrebbe potuto sarà incatenato, io questo proprio non lo so, ma non mi importa. Però anche in questo caso gli viene concesso di avere una serva per le necessità di vita quotidiana. Le viene concesso qualche volta, soprattutto nei mesi invernali, qualche concessione insomma le viene data di entrare all'interno del monastero di Santa Maria. Le chiavi di questa cella vengono date alla badessa e alla priore Santa Maria delle Vergini, sono loro le custodi, le carcerarie di Soranzo. Le viene comunque concesso dal Consiglio dei Dieci di ritornare qualche volta, di entrare qualche volta, soprattutto nei mesi invernali, quelli più freddi, nel monastero, e questo anche ci dice che questa cella non aveva riscaldamento, non aveva camino. Le viene concesso di andare al Palazzo Ducale in occasione della propria malattia, della sua malattia, perché lei si ammala a un certo punto, o per salutare il padre che sta morendo, o della malattia del fratello, e anche per salutare la sorella che diventa monaca di Santa Chiara, del monastero di Santa Chiara. Quello che però secondo me è importante sapere è che ci sono altre donne, cioè altre mogli e altre figlie degli insorti della congiura di Bagliamonte Tiepolo che ritornano a Venezia, ma a differenza di Soranza non vengono rinchiuse in cella, ma vengono fatte, obbligate dal Consiglio dei Dieci ad entrare in uno dei tanti monasteri veneziani, quindi lontani in un certo senso dalla vista, perché è ovvio che questa casupola in cui abitava Soranza era visibile a tutti, cioè tutti sapevano che era lì, e questo secondo me è proprio una pubblicità vera e propria, un monito per tutti i veneziani che conoscevano questa storia di Soranza, per sapere che era lì e che non poteva disobbedire a Venezia, in più lei era anche figlia del doge, quindi almeno avrebbe dovuto disobbedire. Parentesi, a Venezia, all'interno delle prigioni, esisteva un luogo dedicato alle donne, quindi poteva essere messa anche là. No, la scelta è proprio quella di mettere in una cella visibile a tutti. A questo punto
le mie conclusioni. Insomma, la vicenda di Soranza, la vicenda di Bisina, la vicenda di Caterina, di tutte le altre recluse, ci pone di fronte, secondo me, quale sia il senso del confine, cioè di quel muro che volontariamente separava le donne dal mondo, che nascondeva queste donne dalla società. Ma penso, come avete capito dal mio intervento, la conclusione è che sia una sorta di rovesciamento e che invece rappresentasse quel contatto, quel sistema di filtraggio che collegava le donne al mondo e che in un certo senso anche dava a loro un significato alla loro esistenza. Grazie. Naturalmente, se il dibattito è aperto, se sulle domande, delle curiosità, nel caso io intervengo subito. O vi ho stesi. No, in realtà è un tema che l'esempio stesso l'ho sempre sfiorato, ma senza entrare nella specificità di questa questione, che non credevo così prima l'avevo diffusa e così dentro la città. Questo è solo un aspetto su cui forse è la chiave di lettura, no? Questa reclusione che esibisce, di questa reclusione che divide sì dal mondo ma notifica in un certo qual modo la presenza. Io avevo questa curiosità. Tu quanti dicevi che ne hai grosso modo individuati a Venezia? Allora, dalla fine del 200 alla fine del 300, come numero di attestazioni nei testamenti, sono circa un centinaio, però non sono così tante come sembra, perché appunto sono molto sparse, non è possibile tanto in questo momento fare una stima quantitativa, di qualitativa della ricerca, perché il numero di testamenti veneziani è altissimo, quindi dovrei consultarli tutti, cosa impossibile per una vita, diventa difficile. Però ho due liste in cui sono dei quaderni di commissariat, quindi sono dei quaderni dove venivano annotate come venivano distribuiti i lasciti testamentari, sono compilati dal procuratore, naturalmente di San Marco, e al lascito lascio agli eremiti, a ciascun eremita maschio e eremita femmina di Venezia i soldi, e ne è fatta la lista. In una lista ne ho 6, in una lista ne ho 7, solo donne. Quindi anche se è indicato eremita uomini e eremita donne, ho solo donne. Ci sono anche gli uomini, però non ho trovato anche prestazioni di uomini. Quella maschile è un po' diversa, intanto perché non vivono spesso vicino alle chiese ma in altri luoghi, quindi più l'esempio delle Calli, uno vive in un cimitero, ed è significativo anche questo perché la scelta penitenziaria, quella di vivere, non è solo veneziana, è in cimitero. Ce n'è uno che era precedentemente monaco di San Giorgio e che va a vivere a San Vito di Casa Calva, in questo caso se siamo iniziati nel 200. Ce n'è uno molto carino che salta di barca in barca per andare a chiedere il vino per i poveri, è un po' più variegato. Allora adesso facciamo così, prego. A me non è chiara una cosa, dunque queste donne recluse sono delle emarche, non sono consacrate, però la loro scelta è una scelta comunque di fede, no? Perché sono legate al clero ufficiale e in qualche maniera, mi pare di capire, obbediscono al clero. Allora, come si pongono rispetto al fenomeno del monachesimo? Questa è una bellissima domanda. In realtà nel Medioevo, ma scopro anche nell'epoca moderna, ci sono tantissime forme di esperienze religiose femminili che sono religiose ma non monastiche.
Le monache esprimono dei voti, queste donne non li esprimono, però desiderano comunque partecipare in qualche modo alla vita religiosa, in forme diverse. Ci possono essere anche motivazioni più futili però, cioè più concrete, non più futili, mi scusi. Le monache pagavano una dote, queste donne non pagavano una dote, quindi l'entrata nei monasteri spesso era destinata per donne che avevano un certo reddito, comunque per famiglie, di queste donne, almeno per quanto riguarda Venezia, non hanno trovato nessuna aristocratica, e questo vale anche per il resto d'Italia. Raramente sono state trovate donne appartenenti a ceti più elevati. Questa può essere una lettura. Però ripeto, ce ne sono molte che, pur essere aristocratiche, fanno altre scelte di vita religiosa, magari più attiva. Ecco, che questo è un fenomeno interessante. Convivono in questo periodo scelte di penitenza estrema come queste o forme di vita attiva, o Marta e Maria, le donne degli ospedali, sono donne religiose anche quelle, non solo. Sicuramente già risposto alla domanda che mi stavo ponendo anch'io, diciamo sul ceto sociale di appartenenza di queste donne, ma quale già risposto. La seconda cosa che vorrei chiederle è la vita quotidiana di queste donne, cioè qual è la passata di questi luoghi chiusi, anche se lei stessa ha messo in evidenza differenze con le vite classiche che sta in luogo appartato fuori dal mondo. Quindi stanno nel mondo e sono parzialmente, come dire, isolati, diciamo così. E allora com'è che trascorrevano la loro vita quotidiana? La seconda, forse avete risposto, le motivazioni che le spingono a questo isolamento. Cioè, sa qualcosa su queste sue eventuali motivazioni? Ecco, questa è un po', ecco, se mi permette. Grazie. Sulla vita quotidiana sono due domande difficili, non tanto perché proprio i documenti non ce lo dicono. Come dicevo, le attestazioni sono veramente molto scarne. Però c'è un bellissimo documento in diretta, sempre un testamento di Agatha Trevigiana, per Treviso per esempio non è stata studiata per questo fenomeno, a parte un messaggio di Daniela Rando, dove questo, non mi ricordo il nome di quest'uomo, fa una donazione di una serie di libri a una reclusa di Agatha Trevigiana, quindi probabilmente leggevano, sapeva leggere, siamo alla metà del 400 in questo caso, se non ricordo male, probabilmente facevano qualche piccolo lavoro per mantenersi, pregavano ovviamente, assistevano alle varie funzioni, questo è quello che sappiamo, non si sa ancora. Sulle motivazioni, anche questa è una bella domanda alla quale non so dare risposta, perché riguarda l'intimo, cioè io non ho documenti di una reclusa che dice perché libera, non ho documenti personali, non ho scritti di recluse che mi dicono la loro motivazione, spesso sono documenti immediati da altri e non è proprio possibile dirlo, non posso entrare nell'intimo di queste donne così tanto, i documenti non me lo permettono, è una domanda che non ha risposta. Scusate, mi inserisco un attimo su questa risposta. Silvia ha fatto adesso un'eccellente lezione, secondo me, no? Lo storico si ferma. Nei romanzi storici invece noi troveremo su questo punto la deflagrazione, la fantasia, no? Ed è questo che un po', scusate questo inciso, ma ci devo ribadirlo, l'elemento che manca molto alla cultura, diciamo, un po' del senso comune, no? Cioè nel romanzo storico noi cerchiamo questo, noi cerchiamo, vogliamo che lo scrittore del romanzo storico ci dica che è andata, ha fatto la scelta della reclusione per un motivo che rispecchia che cosa? I motivi che noi pretendiamo di impiantare in quel mondo.
Lo storico invece molto sobriamente, come ha fatto Silvia, si ferma. È una domanda a cui non possiamo rispondere, e questo ci insegna molto di più che spingerci oltre in una così. Un'ipotesi In un'ipotesi che non può essere esattamente, trovata. esattamente. Scusate se mi sono inserito nel dibattito. C'è prima un'altra domanda qui nel tempo, poi lì e poi qua. Quindi abbiamo Allora, tre. guarda caso, la mia non è come una domanda, si fa da sponda al suo intervento, perché anche in questo caso credo che non sia possibile trovare la risposta nei documenti, ma tra le pieghe di queste storie che lei ci ha presentato ci sono alcune figure come le serve che le recluse hanno diritto di portare con sé. Se le recluse possono più o meno essere volontari in questa scelta, è pensabile che non lo siano proprio, non lo so. Però non si ha notizia appunto di questo genere di cose, però è interessante come figura questa. Sì, ma sì, anche in questo caso non saprei dire, forse però un po' diverso, perché nel caso della serva viene pagata, quindi a me non mi interessa economico, c'è. Ma non si sa se queste serve dovessero condividere questa reclusione. Nel caso di Soranza sì, nel caso di Soranza, cioè non nel caso delle recluse, ma nel caso del criminale, tra virgolette, era obbligata a dormire con Soranza. Per quanto riguarda altre, nel caso veneziano no, non ho altre notizie. Ci sono altri testamenti che lasciano qualche soldo, oltre alla reclusa, anche alla serva, o alla figlia, o alla nipote, quindi magari sappiamo che non sono anche donne, sono anche donne che hanno avuto dei figli, o che sono magari vedove. Cioè proprio guarda comunque si tratta di un lavoro, appunto, assolutamente. Volevo soltanto chiedere se è possibile assimilare questo tipo di atteggiamento delle recluse a un'altra forma di nascondimento esibito, che è quello delle digiunatrici. C'è una relazione oppure non c'entra niente? Sinceramente non lo so, non conosco le digiunatrici, intende quelle donne che digiunano volontariamente. Esatto, che diventano celebri perché vivono senza mangiare, eccetera. In caso sono monache, se non ricordo male, mistiche, comunque sono anche in un'epoca forse successiva, sono in un'epoca moderna. No, forse un po' meno, all'interno del fenomeno mistico, ecco, non tanto digiunatrici, ma ci sono delle donne che sono famose perché hanno delle visioni, ecco, anche alcune recluse di aria inglese hanno delle visioni, danno consigli. Il caso invece dell'epoca moderna sono cose che avvengono all'interno del monastero, vengono conosciute solo perché si sfogliano gli archivi. Sono visioni che vengono date soprattutto, o scritti che vengono dati soprattutto alle monache con silvese di Plano. Una famosa in questo senso è Marina Cessi, la veneziana Marina Cessi, che scrive il suo testamento spirituale, ma a beneficio delle monache, non a beneficio degli altri. Quindi no, quindi no. Scusi, ma queste visioni, ma come avvengono? Cioè, che cos'è che vedevano, che immaginavano, che devono vedere? Anche in questo caso in realtà, intanto più che scrivere loro, sono i loro confessori che scrivono, quindi loro magari avevano le visioni di una Madonna, adesso sinceramente non sono un'esperta di questo tema, quindi non vorrei anche dirvi delle bestialità. Ci sono molti volumi di Gabriele Zarra in particolare, di San Roberto Romagnoli, che parlano di queste donne. Sono per lo più visioni divine, filtrate però dai confessori, dai preti. Ma quindi queste visioni sono state veramente provate, cioè, perché so che ci sono proprio casi veramente provati di queste cose, di queste visioni della Madonna, di queste cose qua. Sono provate, sono no. Questo dipende dalla fede, non dipende dalla storia, è una cosa un po' diversa. Io posso crederci, io posso non crederci, questo è un piano diverso rispetto allo storico. Cioè,
come posso spiegarmi? Il miracolo, ecco, un esempio molto semplice, molto funzionale. Io posso credere al miracolo perché sono credente, io posso non credere perché non sono credente. Come storico io cosa faccio? Non credo e non credo. Dico soltanto che le persone che lo testimoniano ci credevano. Per quelli medievali, per quelli contemporanei è un po' diverso. Sul peso è una donna che ha figli pure, se proprio fa la sua scelta per darsi a chiudere il video, vuol dire che ha veramente un motivo grande che è sicuramente questo qua, insomma, cioè può comunicare, è come di Dio, insomma. Ci sono tante motivazioni, ci sono varie motivazioni, ma io ripeto, questo non lo posso dire come storico, non so, cioè non è una risposta che io posso dare. E questo sempre Prego. Mi forse una mia sensazione, mi sembra di capire che in Inghilterra c'è forse maggiore apertura, tant'è che sono rimaste proprio le testimonianze della cella, mentre, sempre per mia sensazione, mi pare che nel nostro paese c'è forse più una visione maschilista, per cui anche le tracce si perdono proprio perché non sono state volte osservare. No, non credo si dipenda da una questione di riuso, da una questione di diffusione, perché in Italia erano molto più diffuse e soprattutto non erano diffuse solo nelle grandi città, nelle città inglesi, ma anche nei piccoli villaggi, quindi ogni piccolo villaggio aveva la sua reclusa e questo chiaramente più numeri, più testimonianze, una cosa più matematica che dal punto di vista di genere, ecco, perché comunque la società inglese è una società altamente femminista. Ci sono delle altre osservazioni? Io ne approfitterei per chiamare in causa i testamenti, no? È questa fonte che si è utilizzato molto e che sono essi stessi una scrittura di confine, cioè è la scrittura del confine. Per richiamare, insomma, io il mio proposito naturalmente all'interno di questi incontri è proprio quella di arricchire l'idea di confine di sempre maggiori suggestioni, no? Per aiutarci a decifrare uno dei temi che nel mondo contemporaneo sono tra quelli salienti. È sul confine che sono gli scontri ideologici, è sul confine che si forma la retorica, è sul confine che si fanno scelte politiche. Insomma, è un tema che qualsiasi elemento che noi incontriamo ci aiuta a precisarlo, fa il gioco della nostra rassegna. Quindi anche i testamenti che sono stati chiamati in causa da Silvia sono una scrittura del confine, che forse troveremo qualcosa di simile nel terzo incontro del ciclo dell'età moderna, che poi vi presenterò. Io vorrei chiedere quest'ultima cosa, quello di Fornasa, no? È incredibile. Vorrei chiederti a proposito di confini, quest'ultima suggestione relativamente a questa nuova pagina delle tue, poi dai, tre forse che affronti, che è quella appunto della disabilità, che noi immaginiamo per le epoche di cui tu ti occupi esista un enorme baratro tra l'abilità e la disabilità. Potresti in poche parole, giusto per darci anche questo stimolo, dirsi qualcosa? Non tanto nel tema del confine, per me qui sarebbe. Qui siamo in un concetto un po' diverso, ecco, perché non è proprio abilità e disabilità. Intanto disabilità è un concetto contemporaneo che non esiste più nel Medioevo. Il Medioevo conosce quella che noi potremmo definire l'infermità fisica o l'infermità mentale, cioè molto semplicemente si attesta che una persona non vede o un braccio, ma non c'è una costruzione dietro questa terminologia. Quindi una persona cieca, sorda, amputata, disabile è un termine cappella che non esiste e che ha delle implicazioni sociali e culturali contemporanee. Ecco, quindi è un po' diversa la questione. In realtà potremmo utilizzare un termine per quanto riguarda la
collocazione delle persone che hanno disabilità nel Medioevo, che appartiene non alla storia ma all'antropologia, perché secondo me funziona molto bene. È la liminalità, cioè loro non sono né dentro né fuori, non sono neanche i margini, a dire la verità, hanno dei limiti, però sono anche all'interno, sì, in realtà è un confine mobile, ecco, non è immobile, è un confine mobile loro. Quindi per esempio i folli non possono fare tanti atti giuridici, non possono testimoniare per esempio, non possono fare testamento, perché la forma testamentaria è essere integro nel corpo e sano nella mente. Chiaramente, perché bisogna essere capaci di intendere e volere, anche per prendere i voti, quindi per diventare monaco, per diventare prete, bisogna essere sani di mente, non è possibile farlo diversamente. Però hanno anche dei diritti, i diritti ad avere dei tutori. Per esempio a Venezia il doge era tutore di quelli che vengono chiamati mentecatti, cioè mentecattus e mentecatta, coloro che non erano insani della mente. Così il re inglese era il tutore di queste persone. È molto interessante, soprattutto per l'area inglese, ci sono dei processi in cui i parenti, per esempio, di qualche donna, di qualche uomo che aveva qualche problema mentale, chiedevano appunto di diventare tutori di quest'uomo, di questa donna, e ci sono delle testimonianze perché il re nominava lo sceriffo faceva tutta l'intervista, ma questo è folle, ma questo non è folle, ma non perché, le domande, e il più delle volte non veniva assegnato, cioè questa persona era sana di mente, quindi ci sono anche degli interessi economici dietro a questi aspetti. Poi ci sono delle questioni diverse invece dei ciechi, per esempio. I ciechi sono più bersagliati rispetto ad altre categorie. Un cieco non può lavorare, un cieco chiede spesso l'elemosina, prende spesso il lavoro, e c'è anche una differenza tra uomini e donne, perché mentre i ciechi possono sposarsi, le donne in realtà non ho mai trovato cieche sposate. Non so perché, ad esempio. È una ricerca molto infine, ci sono molte cose, molte domande che mi vengono in mente. Ci sono aggiornamenti di testamenti, ci sono tante notizie che sto mettendo insieme, tante vicende che sto mettendo insieme su questo tema. Okay. Anche in modo un po' confuso. Come all'inizio, un po' che così. Bene, se non c'è dell'altro io vi saluto, vi ricordo che in fondo c'è il libro e vi ricordo che giovedì prossimo facciamo un passaggio nell'età moderna con un altro ospite importante che è Mike Natton, che verrà a parlarci di un testo straordinario che è l'Itinerario della terraferma di Marissa Nudo del 1483, che finalmente curato in un'edizione coi fiocchi, e ci dimostrerà quali confini vide Marissa Nudo con i propri occhi nel 1483, in un'epoca che in realtà siamo ancora lì, perché è quell'epoca di nessuno nella quale mi sono accomodato io come studioso, che è appunto il XV secolo, non appartiene né i modernisti, non lo vogliono del tutto, i medievisi un po' insomma un po', però è quindi un secolo di confine. Passiamo dall'età medievale all'età moderna con un secolo di confine, e quindi vi invito caldamente a non mancare alla serata con Mike Natton. Al solito salutiamo anche chi ci ha seguito in streaming, perché come sapete per le disposizioni Covid non possiamo ospitare tutte le persone che si iscrivono a questi incontri, che sono incredibilmente ben seguiti, quindi chi non riesce a trovare posto in sala si potrà seguire da casa. Ancora grazie, vi saluto e a giovedì prossimo.